Allora, siamo in compagnia del signor Giuseppe, il mio fedele supporto tecnico in tutta questa avventura, nella giornata di oggi e nei corsi che abbiamo fatto agli anziani nelle settimane precedenti. Signor Giuseppe, cosa ne pensa di questa? È una bellissima iniziativa e ho visto che molte persone, anche se hanno paura, perché vedono questo strumento come un qualcosa di nuovo, un qualcosa di non tanto positivo, però piano piano incominciano a capire che è una cosa molto importante e che hanno un po' di paura, perché quando si ha a che fare con uno strumento nuovo si ha sempre difficoltà nel gestire le cose. È come la scrittura, uno inizia piano piano l'alfabeto comincia dalla A e va avanti. È solo che con l'età che uno ha fatto, con l'esperienza che ha sempre una difficoltà però ho visto che qualcuno ci mette tanta buona volontà, è molto disponibile e allora gli passa questa paura e così vanno avanti, passo dopo passo riescono ad arrivare a quelle cose. Ho detto prima alla signora, io ho delle motivazioni, la signora ne aveva altre perché lei deve imparare il passo dopo passo, i primi rudimenti di Word. Io avevo a fianco la signora a sinistra, l'altro signore a destra e quindi anche per me era una sfida personale nel poter capire come insegnare e non è facile poi insegnare alle persone che hanno una certa età e poi c'è dentro la paura. Con un po' di spirito di iniziativa piano piano si supera e si riesce. Grazie. Benissimo, grazie.